Ecco la situazione meteorologica. Prosegue la fase di stallo sul mar Mediterraneo, con la penisola italiana in questi giorni spartiacque tra un'alta pressione e una saccatura atlantica. I flussi meridionali portano alla formazione di nubi medio-basse sull'Alto Tirreno, con piogge prevalentemente deboli tra Liguria e Toscana. Temporaneo peggioramento nella giornata di domani, nuvoloso ma pare al momento con poche piogge il weekend sulla Liguria. Nel corso del pomeriggio generale calo delle precipitazioni, soprattutto a levante e sui versanti marittimi, dove sarà possibile anche qualche occhiata di sole, mentre rovesci persisteranno tra Genovesato e Savonese orientale. Negli entroterra del Levante, situazione migliore a ponente, con cieli sereni o poco nuvolosi sull'Imperiese. Venti di scirocco moderato sui settori costieri di centro-levante, da nord tra Genovesato occidentale e Savonese orientale, deboli e con direzione variabile altrove. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie con massime entro i 15 gradi. Per domani, venerdì 16 gennaio, la limite prevede un peggioramento con nuvolosità diffusa. Localmente ci saranno rovesci moderati dapprima sul settore centrale, in espansione a ponente in serata. Venti moderati a tratti forti da nord, mare stirato sotto costa a ponente, mosso al largo dell'Imperiese, generalmente mosso sui settori centro-orientali. Le temperature non subiranno particolari variazioni.